Basta, io ho sopportato tutto, ma questo no. Ragazzi, io me ne vado. Vado in Burkina Faso. Mi trasferisco perché, porca troia, non è possibile, non è possibile. Ho sopportato tutto, ho sopportato il 3-0. Intanto sto spaccando tutto, vaffanculo, a sta valigia. Ho sopportato tutto, ho sopportato il 3-0, ho sopportato di perdere lo scudetto in quel modo. Ma Cristiano Ronaldo alla Juventus, Cristiano Ronaldo alla Juventus, è ufficiale ora, io ci speravo fino all'ultimo, ma porca troia, meno male che ho la valigia pronta, me l'ero preparata, me ne vado in Burkina Faso, almeno non ho la possibilità di guardarmi la Serie A neanche per sbaglio, non posso rimanere perché impazzisco, che cosa rimango a fare qua, cioè nel senso... Ma veramente stiamo facendo? Veramente stiamo facendo? Cristiano Ronaldo, che ha vinto pure sua madre e sua sorella, ha vinto tutto, uno dei giocatori, ora, in assoluto, ora è il giocatore più forte del mondo. In generale del momento, tra lui e Messi, ma ora, in questo istante, è il giocatore più forte del mondo alla Juventus. Meno male che mi ero preparato le cose, perché ora veramente è il momento di andarsene e di lasciare tutto qua. Ragazzi, è stato bello, ma io qua non ci posso rimanere, veramente sto impazzendo, ma com'è possibile? Stavo a scuola guida, vi racconto questa cosa. Stavo a scuola guida, stavo andando doppio senso, a un certo punto accendo la radio, Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Ragazzi, stavo facendo il botto, mi volevo suicidare, se non ci fosse stato quello là che mi stava facendo le guide vicino mi sarei suicidato direttamente. Invece poi ho deciso che magari salvare la vita a quel povero Cristiano sarebbe stato... quel povero Cristiano... Mi viene da piangere. Ma come cazzo si fa? Ma come si fa? Cioè, non potrò più dire Cristiano per sempre ora. Cioè, ragazzi, questi qua stanno vincendo da 7 stagioni di fila. 7 stagioni di fila. E ora arriva Ronaldo. Ma che cazzo vogliamo fare? Io fino a quando non ci avrò 40 anni. Non lo vedo di questo passo lo scudetto se continuano così questi. Ma veramente, ma io non ho parole. Non ho parole. Sembrava problemi qua, là, pam, Agnelli è andato in Grecia. Cristiano Ronaldo ha mandato quella lettera tanto agognata da Florentino Perez. E Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus. Da quello che ho capito sarà circa 30 milioni lo stipendio, quindi spicci, cosucce così. 30 milioni a stagione. Ma poi sento i tifosi che dicono qua la Juventus sta prendendo il pacco, c'ha 34 anni, ragazzi, ma che cazzo state dicendo? Ma che cosa state dicendo? Cristiano Ronaldo. Riprendetevi. E per tutti i tifosi come me che stanno rosicando come dei cani, per favore non scrivete stronzate, perché l'unica cosa che c'è da dire è brava Juventus, andiamocene tutti e basta. No, veramente ragazzi, mi sta venendo da piangere, ma neanche negli incubi più remoti avrei mai immaginato di fare questo video. Veramente, neanche negli incubi più remoti, ma stiamo veramente scherzando. Io ragazzi, senza parole. Uh, che cosa volete che vi dica? Il giocatore più forte del mondo! Più forte del mondo! Non è che questi stavano lì, ce la combattiamo. No, questi già stanno vincendo da 7 anni. Ma che vogliamo fare così? Veramente che vogliamo fare? Vabbè, ragazzi, è stato bello. Io non ho più niente da dire. Io tra un'ora c'ho l'aereo. Ci vediamo, è stato bello. Ciao a tutti.